sono composte dai seguenti atleti. Ecco intanto il Braganze che va a raddoppiare ancora con Andrea Dalla Valle, 15-11 al termine della prima frazione di gioco, doppietta del numero 73 rossonero che porta quindi Braganze sul doppio vantaggio. Vi dicevamo velocemente le formazioni delle squadre. Per il Trissino i portieri sono Shadrik Nianzou con il numero 10 e Giovanni Bovo con il numero 1, gli esterni Giulio Nardon con il 6, Manuel Pasquale con il 7 che è anche il capitano, Alberto Peripolli numero 8, Alberto Rigo con il 9, Elia Canesso con il 14, Luca Di Qui Giovanni con il 21, Leonardo Di Qui Giovanni con il 77, Giulio Piccoli con l'80, allenatore l'avevamo già detto prima, il signor Mauro Zini. Per quanto riguarda il Veneta Lab Breganzi, i portieri sono Marco Zanfi con il 26 e Giuseppe Tagliapietra con il numero 10, gli esterni Silvio Costenaro, il capitano della formazione rossonera, che intanto ha fatto entrare in pista Ettore Barbieri, Stefano Dal Santo con il 53, Pietro Agostini con il 5, Ettore Barbieri con il 3, neoentrato, all'Andrea Dalla Valle, autore di una doppietta sin qui per lui, Tommaso Volpe con il 7, Ramiro Torres con il 57, si tratta di un rientro dopo i problemi fisici che hanno afflitto la punta rossonera, e poi Tommaso Battaglin con il 4, allenatore Ernesto Perea. Braganza è ancora in ripartenza, Braganza è partito a sprombattuto, il Trissino ha avuto un inizio sicuramente più lento rispetto alle aspettative. Il quintetto intanto scelto sin qui dal signor Mauro Zini, composto dal portiere Shadrik Nianzou, Alberto Peripolli, Elia Canesso, Giulio Nardon e Leonardo Di Qui Giovanni. Qui intanto a sfidare il portiere ospite Stefano Dal Santo, che il portiere, l'estremo difensore gli sbarra proprio la via della rete. Braganza è vicino quindi al punto del 3-0, Braganza che è partito veramente a sprombattuto dopo un inizio magari di un'eccessiva ansia che può caratterizzare chi va a giocarsi comunque un quarto di finale, che va poi a qualificare le prime 4 squadre che si andranno a giocare la promozione in A1. Sono 2 le squadre che saranno promosse nella massima serie dove Braganza militava sino allo scorso anno. Trissino che ha concluso al primo posto la regular season e ha vinto la Coppa Italia, manifestando quindi un'evidente superiorità tecnico-tattica. Braganza però che ha iniziato molto bene questo match, fa entrare intanto Tommaso Volpe, esce Pietro Agostini, va subito alla conclusione, Tommaso Volpe sfiora la traversa. Si riprenderà con il possesso in favore della formazione ospite del Trissino 05. Sulla palla Nardon, ha scambiato con Peripolli, va a superare metà pista Nardon. Trissino è la classica formazione che con il giusto mix tra esperienza e qualità tecnica e intraprendenza di giocatori più giovani, che fra cui i fratelli per esempio Di Qui Giovanni e Piccoli, che hanno vinto gli ultimi titoli giovanili di categoria. Intanto in possesso il numero 21 ospite, appunto Luca Di Qui Giovanni, a scambiare ancora con Alberto Peripolli, ancora Luca Di Qui Giovanni, lo va a contrastare Tommaso Volpe, poi Elia Canesso da Bassano, un'ottima stagione per lui, così come Alberto Peripolli, che sicuramente è una garanzia, grandi qualità tecniche queste di Alberto Peripolli, che giocò anche in rossonero a metà degli anni 2000, era anche nel giro della nazionale, questo classe 86, 19 reti per lui stagione, a scambiare con Elia Canesso. Intanto scade il termine per andare al tiro della formazione ospite, sarà quindi possesso per i Braganze, che ha chiamato time out a 12:31 dal termine della prima frazione di gioco. Braganze nel doppio vantaggio, tra un po' dovrebbe affiancarmi nel commento tecnico di questa importante gara, valevole che per i quarti di finale di playoff, che va a classificare le prime 4 squadre che si giocheranno poi la promozione in A1. Riprendiamo il commento tecnico. Eccoci ancora in linea qui dal Palla Ferrarin di Breganze. Mi affianca adesso nel commento
il nostro carissimo Renato Sergio. Buonasera a tutti, eccomi arrivato anche a me. Renato, un ottimo inizio di questa partita. Abbiamo avuto qualche difficoltà noi, non le ha avute Breganze dal punto di vista tecnico, ma non le ha avute Breganze, perché avanti su 2-0 con una bellissima doppietta di Andrea Dalla Valle. Sì, ci eravamo già, Fausto, segnati alcuni punti che sarebbe stato giusto segnalare proprio inizio partita. Una partita un po' in sordina, ma poi il Breganze ha spinto il piede sull'acceleratore. Ora vediamo anche proprio in questo momento una bella giocata di Barbieri per Costenaro. Ancora Costenaro in movimento dietro porta di Barbieri. Attenzione adesso Costenaro, tentativo di Costenaro. Sì, stavamo dicendo, ci siamo segnati alcuni appunti. Il Berganze dopo alcuni minuti ha spinto sull'acceleratore, doppietta di Dalla Valle, veramente ha trovato due bellissimi gol e adesso ci siamo sistemati anche noi e ci apprestiamo a viverci al 100% una partita che sicuramente sarà da divertirsi. Sì, ed è molto attesa e che non ha tradito le attese almeno dal punto di vista breganzese, un po' a sorpresa se consideriamo appunto la forza dell'avversario. Trissino che ha operato intanto un triplo cambio, ha scelto assolutamente la linea verde, schierando Leonardo e Luca Di Qui Giovanni e anche Giulio Piccoli assieme poi a Nardon a comporre il quartetto offensivo della formazione allenata da Mauro Zini. Breganze però che ha già fatto dei cambi, ha già inserito i suoi classe 2005. Tommaso Volpe, a proposito, è il suo compleanno, speriamo che voglia bagnare la circostanza, magari regalando una gioia a se stesso. È il supporter rossoneri, il buon Tommaso, e poi Ettore Barbieri, che nelle ultime prestazioni ha trovato ampio minutaggio nelle scelte di Nestor Perea. Eccolo qui, vediamo Ettore Barbieri andare a sfidare Piccoli che gli soffia la sfera, il contrasto. Ettore Barbieri viene liberato molto bene con Tommaso Volpe, cercano di combinare gli avanti rossoneri, poi rivengono su di loro Di Qui Giovanni, ancora Ettore Barbieri, il testa a testa con Nanzu, non inquadra la porta purtroppo. Era un'ottima giocata questa, un'accelerazione sublime di Leonardo Di Qui Giovanni, un'accelerazione fantastica di questo giocatore assolutamente promettente, un 2004 di ottima qualità, così come comunque i due esterni del Breganze. Qui Silvio Costenaro, capitano, che va a bagnare, anche lui va a timbrare il cartellino, come si suol dire, un'azione sublime condotta sulla destra, si è infilato un gancio e tiro sul secondo palo che non ha lasciato scampo al portiere ospite. Breganze sul triplo vantaggio, 10-26. E allora, dopo Silvio Costenaro, altro prodotto del vivaio rossonero, classe 99, non lo dimentichiamo, qui siamo tutti giovani, a parte Stefano Dal Santo, qui nessuno nella formazione rossonera supera i 25 anni. Breganze quindi sul triplo vantaggio, 10-04, importante questa partenza sprint, una partita che è comunque lunga, con Trissino che è partito con cadenze piuttosto lente, e però Breganze il triplo vantaggio non fa una piega. Riparte ora la formazione rossonera con Tommaso Volpe, il tentativo di alza e schiaccia, poi saggiamente Tommaso sceglie il possesso, va a scambiare con il compagno di squadra e di vita, diciamo, Ettore Barbieri, perché sono letteralmente cresciuti insieme su questa pista, il buon Ettore e il buon Tommaso. Un gol, quello di Silvio, Fausto, che emoziona sempre e dà entusiasmo, anche se devo dire la verità, proprio negli ultimi 4-5 gol di Silvio nelle altre partite si sono assomigliati tutti, grande forza, grande smarcamento e davanti al portiere è riuscito. E grande qualità tecnica, sì, perché ti posso assicurare che sapere controllare la palla con l'avversario a ridosso, con un ottimo gesto tecnico, spostarsi palla rapidamente da una parte all'altra, e poi lavorare con il polso con il quale è riuscito a sorprendere il portiere avversario, vuol dire avere grandi qualità tecniche. Silvio Costenaro ce le ha, così come ce le ha Di Qui Giovanni, che va a scambiare ancora con l'altro omonimo, il fratello Nardoni, intanto per il Trissino, porta palla, lo contrasta Tommaso Volpe. Trissino che non è ancora riuscito ad accelerare sin qui, Breganze ne sta approfittando. Il rilancio poi per Ettore Barbieri, lo scambio veloce con Tommaso Volpe, il tentativo di conclusione è ribattuto da il numero 80 ospite, cioè Piccoli, Giulio Piccoli, altro prodotto del vivaio
Trisinese, che è uno dei vivai più importanti d'Italia, così come quello breganzese. Breganze che ha qualificato alle finali giovanili 3 formazioni su 4, finali giovanili che inizieranno verso la fine del corrente mese di maggio, con la possibilità per le giovanili rossonere di farsi ben valere. E comunque qui siamo in cronaca di una partita di A2 che Breganze sta disputando con i suoi giovani, Renato. Sì, Breganze, attenzione, prova un alza e schiaccia proprio Barbieri, che ha tanta voglia di fare gol, me l'ha detto anche in questi giorni, ha detto non vedo l'ora di riuscire a sbloccarmi. Sì, 2 reti per lui sin qui, ma grande impegno, buone qualità tecniche, è il primo anno che per lui in prima squadra, così come per Tommaso Volpe è il primo anno, e così come per Tommaso Battaglin, per lo stesso Giovanni Tagliapietra, per Tommaso Battaglin appunto, che ha segnato un'importante rete in quel di Tiene sabato scorso. Ottima riconquista della palla di Ettore Barbieri, che il doppio scambio con Silvio Costenaro, che anziché cercare subito il tiro di prima intenzione ha tentato di servire di nuovo il compagno. Riparte Trissino intanto con Giulio Nardon, lo va a fronteggiare Stefano Dal Santo, che è stato recentemente allietato da una bellissima notizia, diventerà papà. Auguri a lui e alla sua compagna. Sì, proprio una bellissima notizia che ha comunicato Fausto proprio in settimana, siamo tutti felici e in attesa, ecco, del nuovo piccolo bomba. Sì, esatto. Attenzione qui di qui Giovanni, cerca spazio il buon Luca. Lo scambio con Nardon. Breganze sta facendo una difesa molto attenta che impedisce a Trissino di trovare le accelerazioni, che sono sicuramente una delle specialità della casa. Trissino ha costruito il suo primato su un'ottima fase difensiva e sulle ottime qualità tecniche dei propri giocatori. Mauro Zini è sicuramente un tecnico molto esperto, vanta esperienza in tutte le squadre della Valle dell'Agno, sia a livello giovanile che a livello di prima squadra. Quest'anno ha conquistato appunto la Coppa Italia nelle finali di Forte dei Marmi. E Breganze però non sta sfigurando, già in campionato sono state bellissime sfide quelle tra Breganze e Trissino, risolte di misura. L'ultima partita è stata vinta 3-2 da Trissino, mentre qui nell'incontro giocato al Palla Ferrarin sarà imposta sempre la formazione ospite per 3-1. Breganze quindi avanti 3-0 sin qui, e quindi un po' a sorpresa, possiamo tranquillamente dirlo. Qui però sembra non essere d'accordo Luca di qui Giovanni, il passaggio però è impreciso e Breganze avrà un possesso con Stefano Dal Santo, che cerca di sorprendere il portiere, che era uscito, il portiere ospite era uscito dai pali per cercare una rapida ripartenza. Sul rilancio si era avventato il numero 53 rossonero. La conclusione è risultata imprecisa. 6 minuti al termine della prima frazione di gioco. Renato, Breganze saldamente in testa. Ancora. Qui con Ettore Barbieri che va a conquistare palla. Lo scambio, il doppio scambio. Qui Breganze, 2 giocatori davanti a Nianzou, bravissimo a negare la gioia del gol. Però queste sono magari le occasioni che bisogna imparare a capitalizzare, perché comunque con una formazione importante ed esperta come Trissino non si può mai scherzare. C'erano costruiti un'ottima opportunità Barbieri e Volpe, peccato per la conclusione finale, peraltro ben congegnata. Ma ancora il tentativo di servire Barbieri, che cerca un dribbling in area. Riparte Trissino, lo ferma Tommaso Volpe, riparte Breganze con Ettore Barbieri, lo scambio, ancora Stefano Dal Santo, carica il tiro, il palo. Palo? Il palo, Renato? Non ho visto benissimo perché il portiere era proprio davanti, forse fuori di proprio... poco allora. Va bene, comunque un'ottima opportunità anche questa per Stefano Dal Santo. Riconquista palla intanto Tommaso Volpe a contrasto con Di Qui Giovanni, riparte ancora Tommaso Volpe. La conclusione, la respinta del portiere. Volpe, la conclusione ancora Neazzu. Bravo il portiere ospite, molto bravo. Si è disimpegnato veramente da par suo. Ha negato la gioia del quarto gol a Breganze. Attenzione qui la ripartenza Di Qui Giovanni, la conclusione. Un altro che è molto attento tra i pali è Marco Zanfi, in un ottimo periodo di forma il buon Marco nelle ultime prestazioni. Sì, dopo un po' di problemi ad inizio anno, dove comunque attenzione intanto Barbieri comunque è dovuto piano piano riprendersi, nelle ultime partite sta dando la stessa sicurezza che dava a inizio stagione. Assolutamente. Attenzione qui Trissino, Di Qui Giovanni, si chiude a riccio la formazione di Ernesto Perea, che sta difendendo bene. Questa sera una grande attenzione difensiva
la pressione quando è il momento giusto. Qui Pietro Agostini va a contendere il possesso a Piccoli che ha la meglio. Ancora di qui Giovanni ha un cattivo controllo, ma poi con le sue ottime qualità tecniche ritorna in possesso. La conclusione di Peripoli fa buona guardia Marco Zanfi. Trissino che cerca di riportarsi in partita, ma ancora Braganze che ha un'opportunità con Stefano Dal Santo. Siamo a 3:40 dal termine della prima frazione di gioco. Braganze saldamente in possesso di questa partita per ora. Renato. Sì, adesso indipendentemente, Fausto, dal punteggio che comunque dimostra un Braganze incisivo, la cosa che mi vorrei segnalare è comunque nelle ultime 2 o 3 partite il Braganze, sia a fine campionato, attenzione Agostini, sia a fine campionato che inizio dei playoff, stanno mostrando una concentrazione veramente particolare. E anche un'ottima condizione di forma dal punto di vista tecnico, segno che la formazione rossonera ha lavorato benissimo per tutta la stagione. Il problema casomai è stato rappresentato dai problemi fisici che hanno il gol di Pietro Agostini. Grande gol. Il gol di Pietro Agostini. Braganze per adesso saldamente in possesso della partita. Quarto gol. A denotare appunto, Renato, un'ottima condizione fisica della formazione di Ernesto Perea, che ha ben lavorato sin qui dal punto di vista della preparazione per tutta la stagione. Ernesto Perea è arrivato l'10 di settembre e da allora si è messo a disposizione e ha creato veramente un gruppo di lavoro importante con tutti i membri del suo staff. Ricordiamo per esempio anche Maurizio Carlesso che allena i portieri, che è qui a riprendere la partita e magari a dare i giusti suggerimenti agli estremi difensori rossoneri. Sì, io Fausto in settimana ho scambiato 2 parole con i ragazzi e mi hanno detto sembra la prima di campionato, Nestor ci sta vicino, non ci lascia un minuto da soli e stiamo mantenendo i ritmi come se dovessimo giocare un inizio di campionato, non una fine. Non ci risparmiamo, cerchiamo di tenere i ritmi alti, sappiamo che queste sono partite importantissime per noi, non tanto magari con la testa a una promozione, ma a un miglioramento che l'anno prossimo si potrà già partire da un gradino più alto di questo. Comunque il risultato si qui dice 4-0 per Braganze. Nell'ottica del doppio punteggio anche la differenza reti ha il suo valore, quindi è assolutamente importante per esempio provare a tenere questa distanza, questa differenza nei confronti del Trissino, che è, ripetiamo, la regina del campionato di A2 sino a qui, e quindi è un risultato assolutamente importante. Poi lasciamo stare le considerazioni di carattere ma anche economico che vanno a comportare una promozione in A1. Le partite si giocano al massimo, si cerca di assolutamente capitalizzare quello che ti può offrire l'incontro. Si giocano le partite una alla volta e vinca il migliore. Intanto Braganze ha messo nel quartetto Tommaso Battaglin e Andrea Dalla Valle, l'autore della doppietta che ha fatto iniziare nel migliore dei modi la partita per la formazione rossonera. A livello di falli di squadra siamo solo 2 commessi da entrambe le formazioni, a riprova del fatto che comunque le squadre si sono affrontate con il massimo del rispetto reciproco. Attenzione qui però, Alberto Peripolli è un cattivo cliente, non va mai lasciato solo, è libero di articolare le sue importanti proiezioni offensive. Di qui Giovanni, ora Luca, anzi Leonardo, scusate. Leonardo il 77, Luca il 21. Tommaso Battaglin intanto alla meglio, riconquista palla per i suoi. Siamo a 1 minuto e mezzo dalla fine della prima frazione di gioco. Braganza in vantaggio con la doppietta di Andrea Dalla Valle, le reti di Silvio Costenaro e Pietro Agostini. Riparte Trissino con Piccoli, ritorna su di lui molto bene Pietro Agostini, quindi propone una nuova trama offensiva per i suoi. Ottimo lo scambio tra Agostini e Dal Santo a deludere la pressione della formazione ospite, che sta cercando un po' di alzare i ritmi e di tornare in possesso rapidamente della palla. Qui perde palla però Pietro Agostini, concede una ripartenza ad Alberto Peripolli, lo scambio con Ardon che non trova la palla. Per fortuna. Sì, era un'ottima opportunità per gli ospiti. Ultimo giro di lancette per la prima frazione di gioco. Cade Tommaso Battaglin, può ripartire Piccoli ma viene su di lui Pietro Agostini, e allora devono ragionare i giocatori di Mauro Zini. La conclusione di
Leonardo Di Qui Giovanni, la ribattuta, il passaggio impreciso intanto sul potenziale 2 contro 1 di Breganze. Perde palla Tommaso Battaglin, commette il fallo di squadra, è il quarto e allora sarà possesso per Trissino. 35 secondi al termine della prima frazione di gioco, Breganze avanti 4-0 per questo quarto di finale playoff promozione in Serie 1 stagione 2021-22. Qui dal Palla Ferrarini di Breganze vi parlano Fausto Pozzani e Renato Sergio. Le riprese sono di Maria Monteano per la piattaforma digitale Hockey Pista FISR TV. Recupera sfera per i suoi Pietro Agostini, riparte molto bene lo scambio con Andrea Dalla Valle e la rete! Grande Una Pietro. ripartenza di alta qualità tra Dalla Valle e Pietro Agostini, ha portato il buon Pietro, il numero 5 rossonero, a sfidare Nianzou, che è stato sin qui portiere ospite, autore di un'ottima prova, ma non ha avuto scampo di fronte alla ottima giocata di Pietro Agostini. Breganze a 10 secondi dal termine avanti 5-0, ma solo nei sogni ci si poteva immaginare una prima frazione di questo genere su un playoff promozione per i quarti di finale. Termine la prima frazione di gioco, Breganze saldamente avanti nel punteggio, dovrà mantenere questa intensità e questa voglia anche per i secondi 25 minuti e ci divertiremo senz'altro. Ci deve credere assolutamente il Breganze, è partito bene, ha trovato numerosi gol e adesso avanti tutta. Certo, a più tardi per il secondo tempo. Qui dal
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, appassionate e appassionati di hockey pista, qui dal Pala Ferrarin di Breganze per questa domenica 8 maggio. Gara 1 dei quarti di finale, playoff promozione in Serie 1. Tra le formazioni di Serie 2 dell'Hockey Veneta Lab Breganze, padroni di casa, opposti qui al Pala Ferrarin. Alla formazione ospite del Trissino 05, Breganze saldamente avanti nel punteggio. In un incontro sin qui ben diretto dai signori Rago e Marinelli, ausiliario il signor Fabris, 5-0 per Breganze. Al termine della prima frazione di gioco, in virtù delle reti messe a segno da Andrea Dalla Valle, doppietta iniziale per lui, terzo gol di Silvio Costenaro e doppietta di Pietro Agostini. Breganze che ha governato il match con buone ripartenze e buone trame, ottima difesa. Trissino che non è mai riuscito a trovare le accelerazioni proverbiali che hanno caratterizzato la stagione condotta dalla formazione allenata da Mauro Zini al primo posto della regular season e che ha consentito anche alla formazione trissinese di conquistare la coccarda tricolore nelle finali di Forte dei Marmi disputate nello scorso mese di aprile. Vedremo i quintetti scelti dagli allenatori. Trissino ci pare schiererà nel secondo tempo per i Polli Rigo, Di Qui Giovanni e Canesso. In porta Nianzù, che a dispetto del punteggio è stato il migliore, ci pare di poter dire, dei suoi. Per Breganze ottime prestazioni da parte di tutti i giocatori schierati da Néstor Perea, che ha ruotato tutti i suoi effettivi a parte Ramiro Torres e il portiere di riserva Giuseppe Tagliapietra. Breganze che ripropone il quintetto che ha dato vita al match con Marco Zanfi, Stefano Dal Santo, Silvio Costenaro, Pietro Agostini, Andrea Dalla Valle. Tutto pronto? Si riparte con il secondo tempo di questo Breganze Trissino 05, valido per i quarti di finale, playoff promozione dalla Serie 2 alla Serie 1. Attenzione subito, Breganze pericoloso con Andrea Dalla Valle che va a contendere il possesso della palla a pochi centimetri dalla linea di porta, il portiere ospite Nianzù che ha la meglio. Riparte Trissino con Elia Canesso, all'indietro per Alberto Rigo, ancora Canesso, Rigo, si manovra a centropista, ancora Canesso. Il match è ripartito. Renato, il buon Renato Sergio che mi affianca nelle telecronache quest'anno, in questa stagione 2021-2022 in cui ci siamo ben divertiti. Questa potrebbe essere in teoria l'ultima gara che commentiamo, ma ci auguriamo con tutto il cuore magari che ci possa essere un prosieguo, perché comunque questi sono i quarti di finale, chi passa alla semifinale, perché ci saranno 4 squadre che si contenderanno 2 posti validi per la promozione in A1 della prossima stagione 2022-2023. Come hai visto il match sì qui, Renato? Ma sicuramente un match molto interessante, come si preannunciava alla vigilia. Da quando è ripartito il secondo tempo vedo un Trissino quasi più convinto a voler, diciamo così, rimettere in piedi un po' la partita. Breganze sicuramente, come dicevo nel primo tempo, ha dimostrato un ottimo stato di forma e un'ottima attenzione. Vuole assolutamente mettere sul campo tutto il lavoro che Nestor ha fatto dal suo arrivo, e sì, sentivo proprio anche nell'intervallo che comunque i ragazzi sono motivati per sempre fare bene e scendere in campo per vincere. È quello che devono fare, è quello che devono tentare di fare al cospetto di un pubblico che li ha sempre seguiti con tanto affetto. Si sottolineavi in settimana nella bellissima intervista che hai fatto cosa voleva dire per i giocatori di Néstor Perea avere il sostegno del pubblico dopo un anno di assoluto silenzio che è stato dettato purtroppo dalla pandemia. Riparte Trissino con Leonardo Di Qui Giovanni, Elia Canesso, la finta di tiro di Canesso, il tentativo di scarico all'indietro per un compagno, si chiude a riccio la formazione allenata da Néstor Perea, ripropone quindi un nuovo possesso con Stefano Dal Santo, numero 53 rossonero, a scambiare con Pietro Agostini. Dalla Valle si manovra a centropista,
Breganze che riesce comunque ad orchestrare una buona manovra con ritmi un po' giusti, i ritmi giusti che devono caratterizzare la prestazione di una formazione che è in vantaggio e che è in vantaggio molto bene, che qui va alla conclusione con lo scambio da dietro porta da Silvio Costenaro ad Andrea Della Valle sul secondo palo rispetto a dove stava andando Silvio. La conclusione è fuori di poco, ancora Alberto Peripoli, qui c'è la conclusione di Leonardo Di Qui Giovanni fuori dallo specchio della porta, ben difesa da Marco Zanfi sin qui. Sì, dove comunque era già pronto, posizionato, sì, nel migliore dei modi. Volesse che magari Marco, lo diciamo sottovoce, si meriterebbe magari una partita conclusa a reti inviolate. Agostini Dalla Valle dietro porta, la porta di Nianzou, che è stato autore di un'ottima prestazione sin qui. Agostini, 15 secondi per andare al tiro per la formazione di casa. Silvio Costenaro, la conclusione di Costenaro imprecisa, tocca palla il portiere ospite, quindi ancora Breganze, altri 45 secondi di possesso, il passaggio impreciso di Costenaro che intendeva servire ai limiti dell'area Andrea Della Valle, la conclusione di Stefano Del Santo fuori dallo specchio della porta, difesa da Nianzou. Riparte Trissino con Alberto Rigo, va a servire Leonardo Di Qui Giovanni, che è sicuramente un giocatore dotato di ottime qualità tecniche, il mancino trissinese. Rigo, Canesso, la conclusione di Canesso, la parata di Marco Zanfi che va poi a dare palla al compagno Pietro Agostini, che riparte e supera Di Qui Giovanni. Ancora Agostini, il passaggio impreciso non viene ricevuto adeguatamente dalla Valle, allora Breganze concede una ripartenza a Trissino e non lo deve fare perché Trissino è comunque una formazione sorniona e sempre capace di accendersi. Breganze non deve commettere l'errore di consentire magari al Trissino di trovare un punto che magari avrebbe l'effetto di riaprire il match, almeno dal punto di vista caratteriale per la formazione ospite. Qui con Alberto Peripolli che conquista una palla vagante, va alla conclusione, gli nega la gioia della rete Marco Zanfi, e però Alberto Peripolli fa vedere un lampo della sua classe, sicuramente bellissimo gol, sicuramente importante, e porta sull'1-5 la sua formazione. Breganze quindi che forse si è rilassato un po' troppo in questi primi 5 minuti dall'inizio del secondo tempo e ha concesso quindi il gol al Trissino. Riparte Stefano Dal Santo, la conclusione di Dal Santo, la parata di Nianzou, il tentativo di alza e schiaccia di Dalla Valle che voleva emulare Peripolli, lo ricordiamo, è un ex, ha giocato anche qui nella stagione mi pare 2005-2006. Sì, un attimo di disattenzione a Breganze, un paio di passaggi sbagliati e subito è arrivato il gol per il Trissino. Un bellissimo gol di Peripolli. Ancora Trissino con Di Qui Giovanni. Attenzione, l'accelerazione di Qui Giovanni. La parata di Marco Zanfi. Trissino che sta alzando i ritmi. Passaggio impreciso però di Alberto Rigo e allora ne approfitta Andrea Dalla Valle e propone una trama offensiva per i suoi. Supera la metà campo in questo istante, si libera della sfera servendo Stefano Dal Santo. Agostini, siamo nei pressi della dietroporta di Nianzou. È pronto a rientrare in campo Ettore Barbieri per il Breganze. Sì, confidiamo in qualche accelerazione del buon Ettore che smania dalla voglia di magari di gonfiare la rete. 2 reti sin qui per il giovane rossonero, classe 2005. 10 invece quelle messe a segno con i 2 di oggi da Pietro Agostini, che ha avuto una stagione segnata da tanti problemi fisici, così come Ramiro Torres che non è ancora entrato, ha cercato in tutti i modi di essere presente in pista. Vedremo se ci sarà bisogno di lui. La speranza è di non dover fare ricorso per non rischiare magari qualche problema ulteriore a una caviglia già martoriata di suo. Sì, Ramiro avrebbe tantissima voglia di entrare perché lo spirito è sempre quello combattivo che l'ha contraddistinto per tutta la stagione, però è giusto a 19 anni anche tutelare quello che è la salute, sì, la sua salute, certo, dell'atleta. Tanto commesso fallo di squadra da Breganze, riparte Trissino con Canesso, Alberto Rigo in possesso di sfera. Va a sfidare Dalla Valle, tentativo di alza e schiaccia, fa buona guardia Marco Zanfi. Dal Santo perde palla, Di Qui Giovanni ancora.
La conclusione, bravo Silvio Costenaro, riparte poi Braganza con Pietro Agostini, la conclusione murata da Peripolli. Possesso per Trissino, 17:40 al termine della partita, Braganza avanti 5-1. Doppiette per Dalla Valle e Agostini, gol di Costenaro. Per Trissino ha segnato Alberto Peripolli. Elia Canesso, Alberto Rigo per Trissino, la finta di tiro, lo scarico all'indietro, il passaggio impreciso. Braganza dovrebbe avere il possesso dei 5 secondi, così è. Pietro Agostini in possesso di sfera. Il signor Rago fa rettificare il punto di battuta. Dalla Valle sulla sfera, lo scambio con Pietro Agostini, richiamata la distanza, si riparte. Agostini, Dalla Valle, doppio scambio tra i due, la finta di passaggio, si va a lavorare sempre dietro la porta di Nianzou. Ottima tattica questa perché consente di tenere il possesso lontano dalla propria area di porta. La conclusione all'indietro di Silvio Costenaro con Andrea Dalla Valle che ha cercato una deviazione. Questo a dispetto di tutto è un'azione provata e riprovata in allenamento. Dall'altra parte Canesso, Rigo, Mancino, anche Rigo, così come Di Qui Giovanni. Perde palla Canesso, riparte Pietro Agostini. La conclusione, la parata di Nianzou. Ottima comunque la girata sì, di Pietro. Ottima la trottola di Pietro Agostini. Quindi qui Giovanni che va a contendere il possesso vittoriosamente nei confronti di Silvio Costenaro. Palla vagante, il primo che ci arriva è il numero 9 ospite, Alberto Rigo. Lo scambio con Elia Canesso. Tanti passaggi imprecisi di Trissino e questo è un bene per Braganza perché la formazione ospite in questo modo ha l'effetto di rallentare la propria manovra. Riparte per i suoi Andrea Dalla Valle, 16:03. Dal Santo, Agostini, Dalla Valle, Agostini ancora, fallo di squadra commesso da Agostini. Situazione falli, 5 quelli commessi da Braganza e 4 quelli commessi da Trissino, ma quel che è più importante è il punteggio, il parziale 5-1 per la formazione rossonera dell'Hockey Veneto Lab Braganza. Sì, Fausto, attenzione. Sì, il tentativo di scambio a gioco a 2 tra Agostini e Capitan Costenaro. Sfera è stata toccata dal bastone di Nianzou, autore di un'ottima prova, quella dell'estremo difensore ospite, classe 2002. Canesso. Il tentativo di servire a 2 passi da Marco Zanfi, ancora una giocata di alto coefficiente tecnico da parte di Alberto Peripolli, un gancio, un dribbling proprio ravvicinato con la punta della stecca. Solo i giocatori dotati di un'ottima tecnica riescono in questo fondamentale. Sulla palla vagante intanto ci stava avventando Capitan Costenaro, autore di un ottimo gol, anche lì manifestando un'ottima qualità tecnica. Qui va in ottima azione difensiva Pietro Agostini a contendere il possesso ad Alberto Rigo. Cerca di girarsi dietro la porta, la finta di tiro, ma Pietro Agostini gli è letteralmente addosso. Braganza sta difendendo bene, Renato. Sì, Braganza sta difendendo bene, anche se comunque all'inizio dei primi 10 minuti attenzione, Agostini recupera palle, i primi 10 minuti sono stati ad un ritmo molto elevato e devo segnalare, Fausto, anche guardando i giocatori, che forse questa dall'inizio, insomma, tra tutte le partite è la più calda, diciamo così, proprio come temperatura, e anche a livello fisico i giocatori un pochino ne stanno risentendo. Può essere, siamo l'8 maggio, è normale, no? Comunque l'hockey scrive le sue pagine finali nel momento più importante della stagione, quando comincia a fare caldo, ma una volta si giocava d'estate all'aperto, Renato. Attenzione intanto, Ettore Barbieri, alle viste l'ingresso di Ramiro Torres, che quindi vorrà provare la gamba. Attenzione qui, Ettore Barbieri, la conclusione respinta dall'estremo difensore ospite. 13:45 al termine, 5 situazioni falli per i Braganza. Attenzione Canesso, lo ferma veramente bene, di classe l'intervento difensivo di Silvio Costenaro. Qui però perde una palla, speriamo non si riveli sanguinosa. Stefano Dal Santo rinviene ancora una volta, una garanzia, una certezza, Silvio Costenaro.
Quindi qui Giovanni contrastato da Ettore Barbieri. Per il capitano del Breganze quest'anno non abbiamo più aggettivi per definire l'impegno e la determinazione che ha dimostrato. Assolutamente, una prestazione veramente di qualità, molte le prestazioni di qualità di Silvio Costenaro, Sì, che e ricordiamo ha realizzato gioca- il 20° gol per un terzino, è qualcosa di notevole. Qui intanto, eccolo qua Ramiro Torres, che va a contenere il possesso a Elia Canesso, caparbia l'azione di Torres, riparte però il difensore ospite all'indietro per i Polli. Qui c'è una palla vagante, di qui Giovanni va a contendere il possesso a Stefano Del Santo, duello fra Mancini sulla palla vagante, ancora però una palla persa da Stefano Del Santo e Breganze non deve commettere queste disattenzioni. Siamo a metà del secondo tempo, la partita non è ancora finita, Breganze avanti 5-1, sarebbe un buon viatico per la partita di ritorno e allora concentrazione massima si imporrebbe per i giocatori di Nestor Perea. Attenzione qui la conclusione, c'è il fallo di squadra commesso da Breganze, il sesto. Una formazione, lo ricordiamo, altamente tecnica, con giocatori in possesso di ottimi fondamentali. Per i Polli e di qui Giovanni, ma anche lo stesso Elia Canesso dotato di un ottimo tiro. Per i Polli la palla vagante controllata da Marco Zanfi, si riparte, Ettore Barbieri va a scambiare, finta di passaggio nei confronti di Ramiro Torres. La palla ora per Ramiro Torres, il numero 57, classe 2002, primo anno a Breganze, 28 gol per lui qui stagione, una stagione purtroppo caratterizzata da infortuni, una caviglia martoriata quella di Ramiro. Qui si libera veramente bene Ramiro Torres, realizza una rete fantastica, il folletto, una rete Ramiro. fantastica, bellissima, che fa il pari sicuramente con quella di Alberto per i Polli. E qui Breganze va sul 6-1 ed è molto importante, perché va magari a frustrare le velleità di ritornare in partita della formazione ospite. Bravissimo Ramiro Torres. Ci tenevo, Fausto, che meglio di te nessuno può spiegarlo, perché molti tifosi mi hanno chiesto come poi si svolge le finali, da qui in poi qual è la formula che si va a giocare. Premesso che comunque le formule dei campionati di hockey pista evolvono sempre, sono complicate, comunque dovrebbe essere una turni di playoff al meglio delle due partite, cioè mentre in A1 per lo scudetto si va 2 su 3, quindi in caso di parità ci sono i supplementari ed eventualmente i rigori. Nei playoff promozione vale la differenza reti nell'arco delle due partite, quindi è importante che Breganze conservi per esempio più 5, perché dovesse perdere con meno di 5 gol di scarto, finisse così la partita, passerebbe il turno. Chi si qualifica va a sfidare le formazioni del girone sud. Attualmente stanno giocando i playoff Prato opposto a Matera. Matera ha vinto il primo in confronto per 1-0. Viareggio opposto a Sarzana, e Viareggio, CGC Viareggio, storica formazione con cui Breganze ha incrociato tante volte le stecche per traguardi assolutamente importanti. Quindi c'è il doppio confronto con l'incrocio con le due formazioni. Di fatto chi vince quelle due sfide lì, quindi nel prossimo turno, è già promosso in A1. Si giocano poi le finali però per determinare chi vince il campionato di A2, e anche con un altro scopo, siccome il campionato di Serie 2 è composto anche da formazioni che sono seconde squadre di A1, è il caso del Sarzana. Sarzana è la seconda squadra del Sarzana di A1. Nel caso in cui partecipino ai playoff finali le seconde squadre di A1, la finale a 4 determina la terza classificata che va a quel punto a prendere il posto di chi dell'eventuale seconda squadra di A1. Quindi nell'ipotesi che passasse il turno il Sarzana, che è l'unica seconda squadra di A1, le finali servono proprio a determinare chi eventualmente dovesse vincere il Sarzana arriva terzo. Ecco, questo è il motivo per cui comunque si dovranno giocare semifinali e finali di A2. Questo non so se sono stato chiaro, Renato.
Sì, no, sicuramente è un po' contorta. La premessa è che le formule del campionato sono assolutamente complicate. Questo sicuramente. Comunque, proprio in virtù della presenza delle seconde squadre che fanno il campionato di A2. Esatto, partita dopo partita e dal canto nostro segnaliamo, attenzione, Ramiro Torres ancora davanti alla porta, Un alza e il schiaccia gol ripetuto. di Ramiro che ci fa felici tutti, Sì. più per la sua condizione fisica che per il gol. Sì, lo di vediamo patinare abbastanza in modo disinvolto, ovviamente sarà provato perché non gioca da un mesetto e più. Quindi deve stare attento anche a non forzare la caviglia il buon Ramiro. Avanti 6-1 Breganze, andiamo agli ultimi 10 minuti di match di questa prima sfida. Quarti di finale, promozione in A1. Chi vince dovrebbe, credo, negli incroci Breganze dovrebbe incontrare Matera, perché bisogna vedere, perché dovesse passare, non so se sarebbe Breganze Viareggio o Breganze Matera, te lo confesso sinceramente. Dovrei cercare di capire un po' come sono gli incroci nel girone sud, nel girone B. Intanto in ogni caso sarebbe importante anche per la crescita di questi ragazzi che sono giovani, che hanno bisogno di fare esperienza, e un playoff o promozione in A1 è sicuramente un'esperienza importante. Hai avuto modo di verificarlo tu in prima persona quanto questi ragazzi abbiano voglia di impegnarsi e voglia di giocare, di divertirsi e di giocare il loro hockey. Intanto quinto fallo di squadra commesso da Trissino ai danni di Ramiro Torres. Breganze riparte, possesso per Ettore Barbieri. Ettore Barbieri che ci sta provando in tutti i modi in questa partita a segnare. Ora vediamo che scambia con Ramiro proprio dietro porta. Breganze ci pensa un attimo, mantiene il possesso di palla come giusto che sia, come hai segnalato tu Fausto dal punteggio. Ora Ramiro per Dal Santo. Dal Santo finta il tiro, attenzione, ruba palla, recuperata. E poi tanto per cambiare, chi va a sgloriare la matassa? Capitan Costenaro. E riparte, un'accelerazione di Costenaro dietro la porta, è ovunque il capitano rossonero. Costenaro qui c'è un'ottima giocata con il palo a negare la gioia. Ramiro Torres aveva fatto una cosa fantastica. Peccato, veramente ha una voglia matta di sorprenderci il buon Ramiro. Qui c'è una cattiva ricezione di Ettore Barbieri. Di qui Giovanni, Luca Di qui Giovanni a scambiare con Alberto Rigo. Ancora Silvio Costenaro a contendere il possesso. Riparte Breganze. Torres la mette! 7,55, doppietta per Torres. Incredibile, il folletto di San Juan ci stupisce sempre, ogni volta. Sì, ma nota di merito anche per Silvio Costenaro, che ha sradicato palla, è andato a proporre il 2 contro 1, passaggio smarcante per il compagno che si è involato verso la porta di Nianzou. Lo ha guardato e freddato, non gli ha lasciato scampo. Proprio quando Silvio ha, come dici tu Fausto, sradicato palla, stavo dicendo, credo che per un avversario sia in questo campionato Silvio una mina vagante, perché ti difende, ti fa una copertura difensiva importante e un secondo dopo si vola sulla porta avversaria. Ha fatto 20 gol Silvio, non dimentichiamocelo, con quello di stasera, che è stato un gol bellissimo. Sottolineo ancora una volta in più Fausto che conosco abbastanza bene Silvio, nel senso che quest'anno ho avuto modo di conoscerlo meglio. Credo che, l'ho già detto, lo ridico, quella fascia al braccio gli dia veramente quell'iniezione. Ma l'ha vestita anche lo scorso anno, a dire la verità, ma comunque guarda, una prestazione ancora una volta fantastica. È un giocatore che ha bisogno delle giuste motivazioni, di credere magari in un progetto, anche nelle scelte tecnico-tattiche dell'allenatore, perché Ernesto Perea ha portato tante novità, lo studio dei particolari, lo studio degli avversari ai limiti della pignoleria. Vedo che manda tanti video agli atleti, li invita a studiare le caratteristiche degli avversari.
esercizi sempre motivanti, sempre appaganti al massimo dell'intensità per portare i giocatori in ottima condizione fisica e si sta vedendo, perché Breganze sta denotando una condizione al dispetto della situazione anche magari del caldo che giustamente hai sottolineato tu. Questi ragazzi stanno correndo. Trissino non è riuscito a trovare le cadenze che gli hanno portato a vincere la regular season, però Breganze ha opposto una condizione anche fisica di primo ordine. Sì, devo dire che per concludere questo discorso, che proprio nell'ultima giornata di campionato il Breganze contro il Trissino ha perso di misura, ma devo dire che ha fatto un secondo tempo che sembrava quasi lasciare un segno, come dire noi ci siamo, stiamo crescendo. Assolutamente. Intanto è entrato Piccoli nel Trissino. Per i polli di qui Giovanni, Piccoli e Elia Canesso. Qui Luca di qui Giovanni, il numero 21, ha dato il cambio al fratello Leonardo con il 77. Ancora un'azione di Silvio Costenaro. Intanto Nesto Perea ha fatto già rifiatare il buon Ramiro Torres, che ha avuto quindi ottime sensazioni in questo suo ritorno in pista. Una doppietta di qualità, con giocate veramente di primo ordine. E questo è sicuramente un ottimo segnale per i rossoneri del presidente Stefano Volpe. 6 minuti al termine di questo incontro. Agostini dietro porta, scambia, guarda i suoi avversari, scambia con Dal Santo, di che servire Dal Santo. non controlla. Vedremo se Nesto Perea concederà qualche minuto nel finale anche a Tommaso Volpe, che peraltro è entrato nel primo tempo. Gli abbiamo ricordato, è il compleanno di Tommaso Volpe, 17 anni vissuti in pista, possiamo letteralmente dirlo, anche perché Tommaso è anche uno dei ragazzi che seguono i meravigliosi interpreti del futuro dell'hockey Breganze. Alludo ai ragazzini del mini hockey. Commovente e bellissimo vederli in pista, perché dopo 2 anni da una pandemia che purtroppo non ha ancora smesso di affliggerci, anche se poi adesso si è aggiunto qualcos'altro a preoccuparci ancora più, vedere tanti ragazzini in pista scalda il cuore, Renato. Sì, sicuramente, come dicevi tu prima Fausto, nelle 2 chiacchiere che ho fatto con i ragazzi oltre pista, diciamo così, per conoscerli un po' meglio, Tommaso mi ha sorpreso perché Volpe mi ha sorpreso perché comunque così scherzosamente mi hanno fatto qualche domanda loro e non ha perso il focus del motivo di perché lui è nato qui, vive qui e dà tutto per questa squadra. E difatti mi ha chiesto cosa ne pensavo di questo gruppo, di questa società, diciamo. Sì. Questa dimostrazione, ecco, del suo è proprio coinvolto totalmente in questo progetto lo sente veramente suo, al di là. Comunque 4:30 al termine, sì. Ora è Dalla Valle per Costenaro ancora per Dal Santo, tiene il possesso palla il Breganze. Ancora Costenaro passa, scambio con Dalla Valle, ancora Dalla Valle recupera palla. Ti posso assicurare che queste giocate, palla precisa a 2 passi dal portiere, non è facile metterli in atto, e questo denota un'ottima condizione fisica e tecnica dei giocatori di Nesto Perea. Riparte intanto Piccoli, ne è entrato assieme anche a Leonardo di qui Giovanni. Luca e Leonardo di qui di Giovanni, Alberto Peripolli e Piccoli. Queste le scelte di Mauro Zini, l'ottimo tecnico della formazione ospite, vincitrice della Coppa Italia di Serie 2. Trissino che quindi ha dominato le regular season di entrambi i campionati, con il Trissino di A1 che sta giocando per magari provare a riportare lo scudetto a Trissino, che manca dal 1978. Attenzione qui, Andrea Dalla Valle, Piccoli nega la gioia del gol, riparte Di qui Giovanni, azione insistita di Qui Giovanni, lo ferma ancora una volta il capitano Costenaro. Piccoli, Leonardo Di qui Giovanni, anzi Luca Di qui Giovanni, ancora Silvio Costenaro, Andrea Dalla Valle, la conclusione la traversa. Breganze a un passo dalle 8-1 e sarebbe stato un risultato clamoroso. Siamo ormai agli ultimi 3 giri di lancette. Breganze è padrone di questo primo match valevole per i quarti di finale, playoff, promozione dalla Serie 2 alla Serie 1 per questa stagione 2021-2022 dell'hockey pista nazionale. Agostini ha tentato la deviazione ravvicinata su assist di Andrea Dalla Valle.
Ancora di qui Giovanni, gli ha contratto il tiro Silvio Costenaro, pronto Tommaso Battaglin, 2 minuti e 30 al termine. Molto interessanti le giocate dell'ultimo di qui Giovanni, anche con piccoli, sono giovani molto interessanti. Attenzione qui, sì, un'ottima giocata costruita da Trissino sull'asse piccoli di qui Giovanni, a possesso insistito di Stefano Dal Santo, mentre Nestor Perea manda sul parquet Andrea Dalla Valle, fa uscire Andrea Dalla Valle, scusate, e fa entrare Tommaso Battaglin. Dal Santo, Agostini, Costenaro, l'accelerazione di Costenaro dietro porta, 2 minuti al termine di questa gara che per Breganze è stata condotta sin dai primi istanti, a parte proprio i primissimi minuti di nervosismo. Poi dopo la prima rete di Dalla Valle, Breganze si è sciolto, si è rilassato e ha proposto anche hockey di qualità. Trissino non è mai riuscito di fatto a entrare in partita, a parte l'inizio del secondo tempo, che è stato caratterizzato dalla rete di Alberto Peripolli, il giocatore di maggior classe ed esperienza degli ospiti. E poi è stato show breganzese con le reti con la doppietta di Ramiro Torres. Ora recupera ancora palla a Costenaro E la rete di Agostini. Quindi tripletta per Agostini, doppiette per Dalla Valle e Ramiro Torres, gol di Costenaro. Breganze quindi che andrà a Trissino sabato prossimo a tentare di qualificarsi per le semifinali valevoli per la promozione in A1, e lo farà dall'alto di un +6 non dovesse, se il punteggio rimarrà così. E qui Stefano Dal Santo stava facendo di tutto per aumentarlo il punteggio. Riparte però di qui Giovanni, attenzione, cade in area e signor Rago dà rigore, eccola via. È una disattenzione, un contropiede, e Trissino che ha la possibilità di accorciare le distanze a 1 minuto e 04. E il numero 77 ospite, vale a dire Leonardo di qui Giovanni, a tentare la trasformazione della massima punizione concessa dal signor Rago per il suo atterramento in area. Vediamo la parata di Zanfi. Grande. Vediamo se Breganze riesce a rientrare. Sì, è importante non subire gol in questo ultimo giro di lancette. Qui il tentativo di alza e schiaccia di Luca di qui Giovanni. Passami il termine, Fausto, anche Marco ha fatto il suo gol questa sera. Assolutamente. I particolari sono importanti e andare a giocare a Trissino a +6 conta. Però qui Piccoli va a proporre una trama offensiva per i suoi. C'è il possesso a 37 secondi dalla fine, però la formazione di Mauro Zini. Ancora di qui Giovanni. Costenaro in difesa di qui Giovanni. Piccoli, l'accelerazione di Piccoli dietro la porta di Marco Zanfi. Azione difensiva che è coronata dal successo di Stefano Dal Santo. Fallo di squadra commesso da di qui Giovanni. Sarà possesso per Breganze. 20 secondi al termine. 7-1. La doppietta iniziale di Dalla Valle, il terzo gol di Silvio Costenaro, la doppietta di Agostini che poi ha concesso un'altra rete nel secondo tempo, poi la doppietta di Ramiro Torres, e Breganze è andato sul 7-1 perché Trissino ha accorciato le distanze con Alberto Peripolli che va qui a cercare di servire un compagno. 5 secondi al termine. Piccoli, lo scambio con Luca di qui Giovanni, attenzione di qui Giovanni, eccola lì. Allo scadere Trissino trova il gol del 7-2 con Luca di qui Giovanni, quindi Breganze ha 5 gol, a +5 nella differenza reti dopo questo primo scontro valevole per i quarti di finale di playoff. E allora, gentili signore e signori, appassionati e appassionati di hockey pista, Fausto Pozzan e Renato Sergio vi ringraziano qui dal Palla Ferrarin di Breganze. Ci auguriamo di poter proseguire il racconto di questa bella stagione di Breganze. Perché questo accada, Breganze dovrà andare a conquistare il pass per le semifinali playoff promozioni in A1
in quel di Trissino sabato prossimo. Ci si augura che il pubblico breganzese, che anche questa sera ha seguito con affetto la sua squadra, voglia accompagnarla in quella che sarà un'importante trasferta. Intanto però con le telecamere di Hockey Pista Fissero TV, l'operatore Marian Monteano, vi abbiamo raccontato questo primo atto dei quarti di finale playoff promozione in Serie 2. Grazie a Renato per il commento tecnico. Grazie a te Fausto e grazie a tutti chi è intervenuto, ecco, questa sera a Palazzetto e anche ci ha seguito in streaming. Grazie a tutti e buona serata.